Daniele Corsi, portiere della Nuorese, ha chiuso in bellezza il suo campionato, segnando sul rigore l'ultimo gol della stagione dei verdi-azzurri. Un portiere che ha dato sicurezza a tutto il reparto difensivo e fatto da chiocciola alla promessa Michele Boccucci. Del resto Corsi la sua grande esperienza intende metterla a disposizione dei giovani eredi. Anche per questo domani Abiti sarà uno dei protagonisti dello stage dedicato ai portieri promosso dall'Accademia Portieri di Nuoro, fondata da Pierpaolo Pisano, preparatore degli estremi difensori della Nuorese. Daniele Corsi oggi anche nel tabellino dei marcatori, insomma, non so se sia la prima volta per te, ma sei andato a segno, cioè, hai segnato l'ultimo gol della stagione della Nuorese. Volevo chiudere in bellezza, alla fine è andata, sono 3 mesi che i miei compagni mi stanno dicendo che capita un rigore, lo tiri e mi stavo allenando e oggi è capitata l'occasione e voglio ringraziare anche, c'erano i miei genitori a vedermi la partita, sono venuti da Roma, quindi sono contento per quello di aver chiuso la stagione con un gol. Questa è una cosa in più che ho fatto, le parate è quello che devo fare, questa è una cosa in più che ho fatto quest'anno. Un bilancio della tua stagione penso positivo, insomma, avete stravinto il campionato, 0 sconfitte, su questo campionato c'è anche la tua firma. Sì, volevamo lasciare, arriviamo a una certa età, quindi giustamente lasciare ancora qualcosa fa sempre piacere. Eravamo partiti per questo, certo poi dopo siamo riusciti a tenere per tutto il campionato questa continuità fino all'ultimo e il discorso è stato che fino alla fine abbiamo continuato a fare quello che abbiamo fatto dall'inizio, non ci siamo adagiati a nulla e abbiamo continuato fino all'ultima partita a dare, giustamente anche nei confronti di tutte le altre squadre, noi abbiamo continuato fino alla fine nostro e poi giustamente viene più facile, quando vinci giochi più tranquillo e le cose vengono più facili, però il bilancio è più che positivo.